Il popolo del mini volley invade Prato della Valle. Non ci può essere sintesi migliore per descrivere la straordinaria partecipazione alla tradizionale festa di chiusura della stagione, che si è svolta domenica 2 giugno nella cornice dell'isola Memmia, baciata da una splendida giornata di sole, in cui una miriade di mini pallavolisti si è data battaglia per l'intera mattinata. Un successo straordinario, degno coronamento di una stagione da Guinness dei primati. Anche quest'anno siamo qui in Prato della Valle. I dati ufficiali sono 1500 bambini partecipanti e 50 campi, quindi è un'annata record per noi. È un'annata record anche per quanto riguarda la partecipazione di tutto l'anno, perché da settembre ad oggi, quindi è il 1° giugno qui in Prato della Valle, questi bambini che non sono solo 1500 ma sono molti di più, si sono avvicendati nelle varie feste provinciali che abbiamo organizzato, a partire dalla festa di Natale, di Carnevale, poi la festa di primavera, e quindi hanno invaso praticamente le palestre di tutta la provincia. Anche quest'anno l'evento è stato inserito all'interno della manifestazione Tutto Sport in Prato, Fiaccole per la Vita, giunta ormai alla 12ª edizione, che ha visto riversarsi in Prato, sotto l'egida del CONI, tantissimi giovani praticanti di diverse discipline sportive, oltre al mini volley. Pallavolo e il basket, e il pallavolo che è qui di fronte alla Loggia Amulia e il basket nel Lobo Santa Giustina iniziano sempre la giornata del Tutto Sport in Prato, Fiaccole di Vita. Quest'anno abbiamo la fortuna di avere una giornata stupenda e 1400 bambini fanno il pallavolo e 800 iniziano il trofeo Topolino all'Oba Santa Giustina. Oggi pomeriggio inizierà il calcio in stadio Appiani e chiudiamo col gioco di squadre. Poi inizieranno le altre 24 discipline di sport individuali che completeranno la giornata di oggi e di lunedì. Ringrazio sempre la pallavolo perché 12 anni fa è stata la prima federazione che ha aderito e si è presentata qui in Prato della Valle già con un numero di giocatori consistente. Numeri consistenti che continuano a crescere, grazie a un settore di cui la Commissione Provinciale FIPAV per la promozione e lo sviluppo dell'attività giovanile è il punto di riferimento, ma che si nutre del lavoro capillare che le singole società svolgono sul territorio, sia durante l'anno sia in occasione degli eventi più importanti. Vorremmo fare un ringraziamento particolare a tutte le società che ci supportano nell'organizzazione di queste feste. Per esempio alle 6:30 di questa mattina già 50 volontari delle varie società erano pronti a darci una mano per allestire questi 50 campi, per far sì che questi bambini alle 9 avessero già tutto pronto e potessero giocare. Quindi noi sì, a livello organizzativo siamo molto impegnati, io e assieme alla Commissione, però senza il supporto delle nostre società non riusciremo a gestire dei numeri così importanti. Partecipazione da record e società che collaborano con la Federazione per la diffusione della disciplina sportiva. Com'è quindi lo stato di salute del movimento pallavolistico provinciale? Ottimo, direi. Lo vedete dalla manifestazione di oggi che ha raccolto 1200 bambini suddivisi in 50 campi, una manifestazione grandiosa che ormai è nell'ambito di questa 2 giorni organizzata dal CONI provinciale, CONI regionale, che ci vede occupare quasi metà Prato della Valle, quindi sono grandi numeri, grandi soddisfazioni. Un successo frutto di una programmazione che vede come obiettivo l'agonismo di vertice, ma che non può prescindere dalla diffusione della pratica sportiva di base e dei suoi valori umani e sociali, soprattutto tra i più piccoli. Va bene la vittoria, va bene la Serie A, ma se non iniziamo a pensare al fatto che i bambini sono il nostro futuro, i ragazzi sono il nostro futuro, abbiamo qualche problema. Noi lo stiamo facendo da molti anni e questa cosa ci ha portato a raggiungere anche quest'anno i 10.600 tesserati ad oggi, continuando ad essere la terza provincia d'Italia. Questo ci riempie di gioia perché sappiamo che il motore di tutto è oggi, la giornata di oggi, il mini volley. Alla fine, una bellissima giornata di sport e di festa, ma come sempre, mini volley vuol dire anche solidarietà.
Ogni bambino partecipante al mini volley devolve €1 per Città della Speranza e Cuama, che sono i nostri 2 maggiori progetti per quanto riguarda la solidarietà, in quanto noi siamo giustamente convinti che questi bambini devono prima di tutto giocare per se stessi, ma pensando anche a chi alla loro età è meno fortunato di loro. Si chiude così un'altra stagione indimenticabile per i mini pallavolisti della provincia di Padova. Arrivederci al ritorno in palestra a settembre tra bagher, palleggi e tanto divertimento!